Siamo i primi in Italia grazie a questo accordo con l'INPS. I malati oncologici, che sono circa 30.000 malati all'anno, veneti all'anno, hanno la possibilità di non fare più delle visite, hanno la possibilità di non consegnare più documentazione per la loro richiesta di invalidità, ma la pratica inizierà direttamente dallo studio del medico specialista o del medico di medicina generale che compilerà un modulo. Un accordo siglato tra la Regione e l'INPS, illustrato questa mattina a Palazzo Balbi, permetterà agli oltre 30.000 veneti malati di tumore di avere il certificato medico oncologico per l'ottenimento dell'invalidità civile, senza dover effettuare una seconda visita dopo quella con lo specialista né produrre altra documentazione sanitaria. Il desiderio è quello di semplificare la vita e di ridurre quello che potremmo chiamare il dolore burocratico, che è associato invece a una situazione appunto più di dolore di altro tipo, no? Almeno la parte burocratica cerchiamo di toglierla e alleviarla. Consentono quindi una valutazione senza costringere il paziente oncologico ad effettuare una ulteriore visita solo per questo tipo di finalità e quindi sostanzialmente, come dire, eliminano o riducono al minimo la necessità di esporre le proprie fragilità a una commissione per l'ottenimento di queste prestazioni una volta che tu sei già stato preso in carico dal sistema sanitario nazionale. L'intesa, che segna una volta storica, coinvolge tutte le strutture sanitarie della regione, ma al suo interno ha una strategia più ampia. Siamo la regione in Italia di gran lunga che ha il maggior numero di accertamenti condotti sulla base della documentazione specialistica, ossia oltre il 70%, la media nazionale è il 20%. Quindi noi abbiamo abbracciato questa strada perché ci crediamo, però l'obiettivo futuro è quello di accedere direttamente al fascicolo sanitario regionale, in modo che il cittadino non debba fare assolutamente niente, tranne premere il pulsante e fare la domanda. L'obiettivo è di rivederci qui magari tra qualche mese, per un accordo in cui avremo magari l'accesso al fascicolo sanitario regionale e lì sarà veramente una svolta che riguarderà a questo punto l'intera platea.